Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live del Marietto Veneziano che riguarda le protezioni, perché alcuni mi scrivono, mi chiamano, mi contattano sia per fare consulti e quant'altro o per fare dei lavori, però mi chiedono: ma devo fare questa protezione del sigillo 6 di Marte per mio figlio, per mia figlia, per la catena, cioè per l'anello più debole della catena. Eppure, quando si entra in guerra, è vero che la catena è debole nell'anello più debole, no? E di solito, visto che abbiamo una gioventù cresciuta a PlayStation e a New Age, i figli sono quelli che hanno assorbito come spugne ehm, consigli poco favorevoli alla realtà. Mettiamola giù così. Ma è anche vero che loro, anche se li difendessimo in questo momento, li proteggessimo, no? Sempre restando che uno ha possibilità limitate. Se uno invece ha possibilità illimitate, no? Allora è chiaro che può permettersi di proteggere tutti. Ma generalmente io consiglio sempre di proteggere prima chi si è svegliato prima. Di solito sono le mamme che sono più sensibili a questa problematica. E visto che, come già dal 2010 il Marietto spiegava, ma se devo dire anche la verità, lo spiegavo nel 2007 ad alcuni miei clienti, in quel periodo avevo un'attività per alimentazione e spiegavo che nel 2008 più o meno sarebbe arrivato un periodo in cui la gente si buttava giù dai ponti per mancanza di soldi perché sarebbe arrivata una bomba economica. Così è stato. Dal 2010 poi ho cominciato a far conoscere la nuova traiettoria che sarebbe avvenuta in Europa, spiegando che prima avrebbero chiuso magari qualche casino che erano degli posti di servizi segreti e poi ci sarebbe stato appunto questo attacco dell'Osset dall'est che adagio avrebbe invaso l'Europa e l'avrebbe portata al Medioevo. Chi ha seguito il Marietto chiaramente si è preso il ciondolo magico, si è attivato tutti i circuiti che ha scaricato il capitano, su cui anche questo quadrante radiostesico. E chiaramente adesso che vedono che si sta realizzando questo disegno dal 2020 al 2029 si realizzerà, quindi non pensate di uscire, quelli scettici, non pensate di uscire bene entro il 2029 perché abbiamo degli aspetti planetari contrari, praticamente infelici per l'Europa. Quindi chi sa queste regole chiaramente ha questa finestrella per attaccare ed essere vincenti. Quindi per quelle persone che hanno sempre seguito Marietta, hanno magari già preso il ciondolo, in questo momento si rendono conto che sarebbe meglio aumentare un po' la protezione, il vostro Marietto vi consiglia il sigillo numero 6. Ma chi lo dovrebbe prendere se uno ha una forza economica limitata? Secondo il Marietto, l'ideale sarebbe che lo prende chi si è svegliato prima e quindi di solito sono le mamme, proprio perché devono essere forti loro per poi difendere i propri figli. Quindi se volete fare un investimento, il primo chiaramente è verso se stessi, ma non per egoismo, ma perché chiaramente avendo già creato un bel cerchio di fuoco vibrazionale e forte anche con un sigillo 6 di Marte, si ha poi la possibilità di essere lucidi e poter aiutare anche i propri familiari più deboli e magari meno sensibili a quello che sta avvenendo. Nel 1700, ad esempio, per darvi un'idea di guerra, le prime linee erano quelle più deboli e i cavalieri, i pretoriani, erano sempre quelli dietro a cavallo, così che se i primi cedevano o scappavano, quelli dietro li avrebbero fermati. Quindi noi dobbiamo ragionare in un altro modo. Oggigiorno invece i primi in teoria sarebbero i figli, però chiaramente se i figli sono disarmati e indifesi ci vuole qualcuno dietro che li protegga e uno per proteggerli deve essere rinforzato con un sigillo, ad esempio col sigillo 6 di Marte, chiaramente anche il ciondolo, altrimenti poi quelli giovani, quelli inesperti, quelli che credono nella PS4 e vogliamoci tutti bene gli angeli colorati e le paroline pinco panco, chiaramente se non hanno dietro qualcuno che li sorregge e li protegge ed è sano mentalmente, purtroppo poi trascineranno tutti. Quindi il consiglio Marietto è crearsi una bella protezione col ciondolo magico del Garmaletto veneziano e chiaramente
il sigillo 6, che è una protezione di Marte adeguata ai tempi che stanno avvenendo. Grazie cari amici e alla prossima.